Le profezie sugli ultimi tempi, rivelate dalla Madonna a Don Stefano Gobbi. Don Stefano Gobbi nacque a Dongo nel 1930 e morì a Milano nel 2011. Egli si laureò in teologia presso la Pontificia Università Lateranense e durante un viaggio a Fatima ebbe l'ispirazione per fondare il movimento sacerdotale mariano. Nel corso della sua vita Don Stefano Gobbi ha ricevuto diversi messaggi sotto forma di locuzioni interiori da parte della Madonna e di Gesù, che hanno rivelato a Don Stefano alcuni avvenimenti che si sarebbero verificati col il sorgere praticamente del nuovo millennio. Ecco quanto rivelato a Don Stefano Gobbi da parte della Madonna circa i tempi che stiamo vivendo. Quanto avverrà sarà una cosa tanto grande che non è mai stata dal principio del mondo. Sarà come un giudizio in piccolo e ciascuno vedrà la propria vita e tutte le sue opere nella luce stessa di Dio. Vi annuncio che è giunto al culmine il tempo della purificazione e che perciò siete chiamati a vivere i momenti più dolorosi di ciò che vi è stato predetto. La mia Chiesa sarà scossa dal vento impetuoso dell'apostasia e dell'incredulità, mentre colui che si oppone a Cristo entrerà nel suo interno, portando così a compimento l'abominio della desolazione che vi è stato predetto dalla Divina Scrittura. Sono ancora riuscita a spostare nel tempo il castigo decretato dalla giustizia divina per un'umanità che è diventata peggiore di quella del tempo del diluvio. Un castigo peggiore del diluvio sta per giungere su questa povera e pervertita umanità. Scenderà fuoco dal cielo e sarà questo il segno che la giustizia di Dio ha ormai stabilito l'ora della sua grande manifestazione. Qui deve mostrarsi la costanza di tutti i piccoli bambini che io chiamo a consacrarsi al mio cuore immacolato per vivere con me i momenti conclusivi della battaglia e della caduta di Babilonia, quando la vigna della terra sarà vendemmiata e i grappoli saranno gettati nel tino della pigiatura, che rappresenta il grande castigo di Dio. L'umanità conoscerà l'ora sanguinosa del suo castigo. Sarà colpita dal flagello delle epidemie, della fame e del fuoco. Molto sangue verrà sparso sulle vostre strade. La guerra si estenderà ovunque, portando sul mondo un'incommensurabile devastazione. Il mondo si attirerà da se stesso quanto la divina giustizia ha decretato per la sua totale purificazione, con la tenebra, con il fuoco e con il sangue. Voi leggete nel Vangelo, quando il Figlio dell'uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra. Vi potete domandare perché Gesù le ha pronunciate queste parole, per prepararvi alla sua seconda venuta e per descrivervi una circostanza che sarà indicativa della vicinanza del suo glorioso ritorno. La perdita della fede è una vera apostasia. La diffusione dell'apostasia è dunque il segno che indica ormai vicina la seconda venuta di Cristo.
Voglio aiutarvi a comprendere i segni descritti nella Divina Scrittura, che indicano ormai vicino il suo glorioso ritorno. Questi segni sono chiaramente indicati dai Vangeli, dalle lettere di San Pietro e di San Paolo, e si stanno realizzando in questi anni. Il primo segno è la diffusione degli errori che portano alla perdita della fede e all'apostasia. Questi errori vengono propagati da falsi maestri, da celebri teologi che non insegnano più le verità del Vangelo, ma perniciose eresie basate su errati ed umani ragionamenti. È a motivo dell'insegnamento degli errori che si perde la vera fede e si diffonde ovunque la grande apostasia. Fate attenzione e non lasciatevi ingannare, perché molti cercheranno di ingannare molta gente. Verranno falsi profeti ed inganneranno moltissimi. Il giorno del Signore non verrà prima che ci sia stata la grande apostasia. Verranno tra voi falsi maestri. Essi cercheranno di diffondere eresie disastrose e si metteranno perfino contro il Signore che li ha salvati. Molti li ascolteranno e vivranno come loro una vita immorale. Per colpa loro la fede cristiana sarà disprezzata. Per il desiderio di ricchezza vi imbroglieranno con ragionamenti sbagliati. Il secondo segno è lo scoppio di guerre e di lotte fratricide che portano al predominio della violenza e dell'odio e ad un generale raffreddamento della carità, mentre si fanno sempre più frequenti le catastrofi naturali come epidemie, carestie, inondazioni e terremoti. Quando sentirete parlare di guerre vicine o lontane, non abbiate paura. Bisogna che ciò avvenga. I popoli combatteranno l'uno contro l'altro, un regno contro un altro regno. Ci saranno carestie e terremoti in molte regioni. Tutto questo sarà solo l'inizio di sofferenze più grandi. Il male sarà tanto diffuso che l'amore di molti si raffredderà, ma Dio salverà chi resisterà fino alla fine. Il terzo segno è la sanguinosa persecuzione di coloro che si mantengono fedeli a Gesù e al suo Vangelo e permangono forti nella vera fede. Frattanto il Vangelo viene predicato in ogni parte del mondo. Pensate, figli prediletti, alle grandi persecuzioni cui viene sottoposta la Chiesa e dallo zelo apostolico degli ultimi papi, soprattutto del mio Papa Giovanni Paolo II, nel portare a tutte le nazioni della terra l'annuncio del Vangelo. Voi sarete arrestati, perseguitati ed uccisi, sarete odiati da tutti per causa mia. Allora molti abbandoneranno la fede, si odieranno e si tradiranno l'un l'altro. Intanto il messaggio del regno di Dio sarà annunciato in tutto il mondo, tutti i popoli dovranno sentirlo e allora verrà la fine. Il quarto segno è l'orribile sacrilegio compiuto da colui che si oppone a Cristo, cioè dall'Anticristo. Entrerà costui nel Tempio Santo di Dio e siederà sul suo trono, facendosi adorare lui stesso come Dio. Costui verrà a mettersi contro tutto ciò che gli uomini adorano e chiamano Dio. Il malvagio verrà con la potenza di Satana, con tutta la forza di falsi miracoli e di falsi prodigi. Userà ogni genere di inganno maligno per fare del male. Un giorno vedrete nel luogo santo colui che commette l'orribile sacrilegio. Il profeta Daniele ne ha parlato. Chi legge cerchi di comprendere. Figli prediletti,
Per capire in cosa consiste questo orribile sacrilegio, leggete quanto viene predetto dal profeta Daniele. Va, Daniele, queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, resi candidi, integri, ma gli empi continueranno a agire empiamente. Nessuno degli empi intenderà queste cose, ma i saggi le comprenderanno. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1335 giorni. La Santa Messa è il sacrificio quotidiano, l'oblazione pura che viene offerta al Signore in ogni parte, dal sorgere al tramonto del sole. Il sacrificio della Messa rinnova quello compiuto da Gesù sul Calvario. Accogliendo la dottrina protestante, si dirà che la Messa non è un sacrificio, ma solo la Sacra Cena, cioè il ricordo di ciò che Gesù fece nella sua ultima cena. E così verrà soppressa la celebrazione della Santa Messa. In questa abolizione del sacrificio quotidiano consiste l'orribile sacrilegio compiuto dall'Anticristo, la cui durata sarà di circa 3 anni e mezzo, cioè di 1290 giorni. Il quinto segno è costituito da fenomeni straordinari che avvengono nel firmamento del cielo. Il sole si oscurerà, la luna perderà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze del cielo saranno sconvolte. Il miracolo del sole, avvenuto a Fatima durante la mia ultima apparizione, vuole indicarvi che siete ormai entrati nei tempi in cui si compiranno questi avvenimenti che vi preparano al ritorno di Gesù nella gloria. Allora si vedrà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. Tutti i popoli della terra piangeranno e gli uomini vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e splendore. Miei prediletti e figli consacrati al mio cuore immacolato, vi ho voluto ammaestrare su questi segni che Gesù nel suo Vangelo vi ha indicati per prepararvi alla fine dei tempi, perché essi si stanno realizzando nei vostri giorni. Come la sua nascita nella notte di Natale sarà il ritorno di Gesù nella gloria, prima della sua ultima venuta per il giudizio finale, la cui ora è invece ancora nascosta nei segreti del Padre. Verrà all'improvviso e il mondo non sarà pronto alla sua venuta. Verrà per un giudizio a cui l'uomo si troverà impreparato. Verrà per instaurare nel mondo il suo regno, dopo aver sconfitto ed annientato i suoi nemici. Anche in questa seconda venuta il Figlio verrà a voi attraverso sua madre. È vicino il momento in cui mio figlio Gesù ritornerà sulle nubi del cielo nello splendore della sua gloria divina. Entrate nel periodo finale del secondo avvento, che vi conduce al trionfo del mio cuore immacolato nella gloriosa venuta di mio figlio Gesù. La mia ora è l'ora dello Spirito Santo. Il trionfo del mio cuore immacolato coinciderà con il grande prodigio della seconda Pentecoste. Vi avvicinate al momento in cui si compirà il grande prodigio della seconda Pentecoste. Il mio cuore immacolato è la porta d'oro attraverso la quale passa lo Spirito Santo per giungere a voi e portarvi alla seconda Pentecoste. Il tempo della seconda Pentecoste è venuto. Lo Spirito Santo verrà come una rugiada celeste di grazia e di fuoco che rinnoverà tutto il mondo.
Sotto la sua irresistibile azione di amore, la Chiesa si aprirà a vivere l'era nuova della sua più grande santità e risplenderà di una luce così forte da attirare a sé tutte le nazioni della terra. Lo Spirito Santo verrà perché la volontà del Padre Celeste si compia e l'universo creato torni a riflettere la sua grande gloria. Lo Spirito Santo verrà per instaurare il regno glorioso di Cristo e sarà un regno di grazia, di santità, di amore, di giustizia e di pace. Col suo divino amore aprirà le porte dei cuori ed illuminerà tutte le coscienze. Ogni uomo vedrà se stesso nel fuoco bruciante della divina verità. Sarà come un giudizio in piccolo. Poi Gesù Cristo porterà il suo glorioso regno nel mondo. Lo Spirito Santo verrà per mezzo del trionfo del mio cuore immacolato. Con il compimento della seconda Pentecoste, i peccatori torneranno alla grazia ed alla santità, gli smarriti sulla strada del bene, i lontani alla casa del Padre, gli ammalati alla completa guarigione, i superbi, gli impuri, i cattivi, collaboratori di Satana, saranno per sempre sconfitti e condannati. Allora il mio cuore di mamma avrà il suo trionfo su tutta l'umanità, che tornerà ad un nuovo sposalizio di amore e di vita col suo Padre Celeste. Vieni, Spirito Santo, con me. Combattete, piccoli figli, contro la bestia, simile a un agnello. La massoneria infiltrata all'interno della vita ecclesiale per distruggere Cristo e la sua Chiesa. Per raggiungere questo scopo, essa vuole costruire un nuovo idolo, cioè un falso Cristo ed una falsa Chiesa. Il compito delle logge massoniche è quello di operare oggi con grande astuzia per portare ovunque l'umanità a disprezzare la santa legge di Dio, ad operare in aperta opposizione ai 10 comandamenti, a sottrarre il culto dovuto solo a Dio per darlo a dei falsi idoli che vengono esaltati ed adorati da un numero sempre più grande di uomini. Ormai voi state per giungere al termine più doloroso e sanguinoso della purificazione che si svolgerà in questi anni, prima del grande trionfo del mio cuore immacolato nell'avvento a voi del regno glorioso di Gesù. È un disegno che abbraccia questo secolo. Guardate sempre più alla donna vestita di sole che ha il compito di preparare la Chiesa e l'umanità alla venuta del grande giorno del Signore. I tempi della battaglia decisiva sono giunti. È scesa sul mondo l'ora della grande tribolazione, perché gli angeli del Signore sono inviati con i loro flagelli a castigare la terra. Quante volte vi ho invitati a camminare sulla strada della mortificazione dei sensi, del dominio delle passioni, della modestia, del buon esempio, della purezza e della santità. Ma l'umanità non ha accolto il mio invito e ha continuato a disobbedire al sesto comandamento della legge del Signore, che prescrive di non commettere atti impuri. Anzi, si è voluto esaltare tale trasgressione e proporla come la conquista di un valore umano ed un nuovo modo di esercitare la propria personale libertà. Così, oggi, si è arrivati a legittimare come buoni tutti i peccati di impurità. Si è cominciato a corrompere le coscienze dei fanciulli e dei giovani, portandoli alla convinzione che gli atti impuri commessi da soli non sono più peccati, che i rapporti avuti prima del matrimonio tra fidanzati sono leciti e buoni, che le famiglie possono comportarsi liberamente e ricorrere anche ai mezzi per impedire la nascita. Si è giunti alla giustificazione ed all'esaltazione degli atti impuri contro natura e persino a proporre delle leggi che parificano la famiglia alla convivenza.
di persone che non vivono secondo i valori cristiani e non sono eterosessuali. Mai come oggi l'immoralità, l'impurità e l'oscenità sono continuamente propagandate attraverso la stampa e tutti i mezzi di comunicazione sociale. Soprattutto la televisione è diventata il perverso strumento di un quotidiano bombardamento di immagini oscene dirette a corrompere la purezza della mente e del cuore di tutti. I locali di divertimento sono diventati luoghi di pubblica profanazione della propria dignità umana e cristiana. È il tempo in cui il Signore nostro Dio viene continuamente e pubblicamente offeso con i peccati della carne. Già la Divina Scrittura vi ha ammonito che chi pecca per mezzo della carne, nella carne stessa, trova la sua giusta punizione. È così giunto il tempo in cui l'angelo del primo flagello passa sul mondo perché sia castigato secondo il volere di Dio. L'angelo del primo flagello incide nella carne di coloro che si sono lasciati segnare dal marchio del mostro sulla fronte e sulla mano ed hanno adorato la sua immagine, una piaga dolorosa e maligna che fa gridare di disperazione coloro che ne sono colpiti. Questa piaga rappresenta i dolori fisici che colpiscono il corpo a causa di malattie gravi ed inguaribili. La piaga dolorosa e maligna è un flagello per tutta l'umanità, oggi tanto pervertita, che ha costruito una civiltà atea, materialista e fa della ricerca del piacere lo scopo supremo del vivere umano. Alcuni miei poveri figli ne sono colpiti a causa dei loro peccati impuri e dei loro disordini morali e portano in se stessi il peso del male che hanno compiuto. Altri invece vengono colpiti anche se sono buoni ed innocenti. Allora la loro sofferenza serve alla salvezza di molti cattivi, a motivo della solidarietà che tutti vi unisce. Il primo flagello sono i tumori maligni ed ogni specie di cancro contro cui la scienza nulla può fare, nonostante il suo progresso in ogni settore, malattie che sempre più si diffondono e colpiscono il corpo umano, devastandolo di piaghe dolorosissime e maligne. Figli prediletti, pensate alla diffusione di queste malattie inguaribili in ogni parte del mondo e ai milioni di morte che si fanno. Il primo flagello è la nuova malattia dell'AIDS che colpisce soprattutto i miei poveri figli vittime di droga, dei vizi e dei peccati impuri contro natura. La vostra mamma celeste vuole essere per tutti di aiuto, sostegno, conforto e speranza in questi tempi in cui l'umanità è colpita da questo primo flagello. Per questo vi invito a camminare sulla strada del digiuno, della mortificazione e della penitenza. Ai fanciulli domando che crescano nella virtù della purezza ed in questo difficile cammino siano aiutati dai genitori e dagli educatori. Ai giovani domando che si formino al dominio delle passioni con la preghiera e la vita di unione con me e che rinuncino ad andare nei luoghi di divertimento dove c'è il grave e continuo pericolo di offendere questa virtù che è tanto cara al mio cuore immacolato. Ai fidanzati chiedo che si astengano da ogni rapporto prima del matrimonio. Alle famiglie cristiane chiedo che si formino all'esercizio della castità coniugale e che non usino mai mezzi artificiali per impedire la vita secondo l'insegnamento di Cristo che la Chiesa ancora oggi propone con illuminata sapienza. Quanto desidero dai sacerdoti la scrupolosa osservanza del celibato e dai religiosi la pratica fedele ed austera del loro voto di castità. Ai miei poveri figli colpiti dal primo flagello della piaga dolorosa e maligna, io mi presento come mamma misericordiosa che solleva e conforta, che porta alla speranza ed alla pace,
Ad essi chiedo che offrano le loro sofferenze in spirito di riparazione, di purificazione e di santificazione. Soprattutto per loro il mio cuore immacolato diventa il più accogliente rifugio e la strada sicura che li porta al Dio della salvezza e della gioia. In questo mio celeste giardino tutti saranno consolati ed incoraggiati, mentre io stessa mi prendo amorevolmente cura per dare sollievo nella sofferenza e, se è nella volontà del Signore, offrire il dono della guarigione. Pertanto, in questi tempi in cui l'umanità viene colpita dal primo flagello, vi invito tutti a guardare a me, vostra Mamma Celeste, per essere confortati ed aiutati. Per questo mondo è ormai giunto il momento del suo castigo. Siete entrati nei tempi forti della purificazione e le sofferenze dovranno aumentare per tutti. Anche la mia Chiesa ha bisogno di essere purificata dai mali che l'hanno colpita e che le fanno vivere i momenti dell'agonia e della sua passione dolorosa. Piango perché la Chiesa continua sulla strada della divisione, della perdita della vera fede, dell'apostasia, degli errori che vengono sempre più propagandati e seguiti. Ormai si sta compiendo quanto io ho predetto a Fatima e quanto ho rivelato nel terzo messaggio confidato a una mia piccola figlia. Allora, anche per la Chiesa è giunto il momento della sua grande prova, perché l'uomo iniquo si stabilirà al suo interno e l'abominio della desolazione entrerà nel Tempio Santo di Dio. La grande prova è giunta per la vostra Chiesa. Si sono continuati a diffondere gli errori che hanno portato alla perdita della fede. Molti pastori non sono stati attenti né vigilanti ed hanno permesso a tanti lupi rapaci vestiti da agnelli di introdursi fra il gregge e portare disordine e distruzione. Quanto è grande la vostra responsabilità, o pastori della Santa Chiesa di Dio. Si continua sulla strada della divisione dal Papa e del rifiuto del suo magistero, anzi, di nascosto si prepara un vero scisma che presto potrà diventare aperto e proclamato. Allora rimarrà solo un piccolo resto fedele che io custodirò nel giardino del mio cuore immacolato. Gesù è via che conduce al Padre per mezzo del Vangelo. La massoneria ecclesiastica favorisce le esegesi che danno di esso interpretazioni razionalistiche e naturali per mezzo dell'applicazione dei vari generi letterari così che esso viene dilaniato in ogni sua parte. Alla fine si giunge a negare la realtà storica dei miracoli e della sua resurrezione e si mette in dubbio la divinità stessa di Gesù e la sua missione salvifica. Dopo aver distrutto il Cristo storico, la bestia con due corna simili ad un agnello cerca di distruggere il Cristo mistico che è la Chiesa. La Chiesa istituita da Cristo è una sola, quella santa, cattolica, apostolica, una, fondata su Pietro. La massoneria ecclesiastica cerca di distruggere questa realtà con un falso ecumenismo che porta all'accettazione di tutte le chiese cristiane, affermando che ciascuna di esse possiede una parte della verità. Essa coltiva il disegno di fondare una Chiesa ecumenica universale, formata dalla fusione di tutte le confessioni cristiane, fra cui la Chiesa cattolica. La massoneria ecclesiastica, in tante e subdole maniere, cerca di attaccare la pietà ecclesiale verso il sacramento dell'Eucaristia. Di essa valorizza solo l'aspetto della cena, tende a minimizzare il suo valore sacrificale, cerca di negare la reale e personale presenza di Gesù nelle ostie consacrate. Per questo si sono gradualmente soppressi tutti i segni esterni, che sono indicativi della fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, come le genuflessioni, le ore di adorazioni pubbliche, la consuetudine santa di circondare il tabernacolo di luci e di fiori. La massoneria ecclesiastica cerca di distruggere il fondamento dell'unità della Chiesa
con l'attacco subdolo e insidioso al Papa. Essa ordisce le trame del dissenso e della contestazione al Papa, sostiene e premia coloro che lo vilipendono e gli disubbidiscono, propaga le critiche e le opposizioni di vescovi e di teologi. In questa maniera si demolisce il fondamento stesso della sua unità e così la Chiesa viene sempre più lacerata e divisa. Anche nella Chiesa la tenebra scenderà ancora più densa e riuscirà ad avvolgere ogni cosa. Gli errori si diffonderanno maggiormente e molti si allontaneranno dalla vera fede. L'apostasia dilagherà come un'epidemia e ne saranno colpiti pastori e greggi a loro affidati. In ogni parte della terra dovrà molto soffrire la Chiesa, questa mia povera figlia, agonizzante e crocifissa. La contestazione al Papa si farà più forte. Teologi, vescovi, sacerdoti e fedeli si opporranno apertamente al suo magistero. Il mio Papa si sentirà sempre più solo, mentre da molti verrà abbandonato, criticato e deriso. Lo Spirito Santo aprirà i cuori e le menti in modo che tutti possano adempiere il volere del Padre e del Figlio, così che, come in cielo, anche sulla terra, sia perfettamente compiuta la divina volontà. Per giungere a questi cieli nuovi ed a questa nuova terra occorre passare attraverso la prova dolorosa e sanguinosa della purificazione, della grande tribolazione e del castigo. Miei prediletti e figli consacrati al mio cuore immacolato, ascoltate le parole della vostra Mamma Celeste, che dolcemente vi prepara e vi conduce a vivere questi avvenimenti, perché sono ormai giunti i tempi che vi sono stati predetti dal profeta Zaccaria. Oracolo del Signore, percuoterò il pastore ed il gregge andrà tutto disperso, allora volgerò la mano sopra i deboli. Oracolo del Signore, in tutto il paese 2/3 saranno sterminati e periranno. 1/3 sarà conservato. Farò passare questo terzo per il fuoco. Lo purificherò come si purifica l'argento e lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome ed io lo ascolterò. Dirò: questo è il mio popolo. Esso dirà: il Signore è il mio Dio. Il regno glorioso di Cristo si stabilirà dopo la completa sconfitta di Satana e di tutti gli spiriti del male e con la distruzione del suo diabolico potere. Così verrà legato e scacciato nell'inferno e verrà chiusa la porta dell'abisso, perché non possa più uscire a nuocere nel mondo. Nel mondo regnerà Cristo. Il regno glorioso di Cristo coinciderà con il trionfo del regno eucaristico di Gesù, perché in un mondo purificato e santificato completamente e rinnovato dall'amore, Gesù si manifesterà soprattutto nel mistero della sua presenza eucaristica. L'Eucaristia sprigionerà tutta la sua divina potenza e diventerà il nuovo sole che rifletterà i suoi raggi luminosi nei cuori e nelle anime e poi nella vita dei singoli, delle famiglie e dei popoli, formando di tutti un unico ovile, docile e mansueto, di cui Gesù sarà il solo pastore. Verso questi nuovi cieli e questa nuova terra vi conduce la vostra Mamma Celeste, che oggi vi raduna da ogni parte del mondo per prepararvi a ricevere il Signore che viene. Nel momento conclusivo della grande prova sentirete la mia presenza di mamma che vi aiuta a varcare la soglia della speranza per entrare nella nuova era di pace che giungerà per la Chiesa, per l'umanità e per tutti voi con il trionfo del mio cuore immacolato nel mondo. Sono giunti i tempi della lotta e della più grande conquista da parte del drago, della bestia,
che viene dalla terra e della bestia che viene dal mare. Sono perciò i tempi in cui si costruisce una civiltà senza Dio e si conduce tutta l'umanità a vivere senza di Lui. Sono i tempi in cui Satana e le forze diaboliche si fanno adorare da un numero sempre più grande di uomini e così diventa più vasta la diffusione del culto satanico, delle sette e delle messe nere. Sono i tempi in cui si costruisce un idolo da mettere al posto del vero Dio e della vera Chiesa, e questo idolo è un falso Cristo e una falsa Chiesa. Sono i tempi in cui tutti coloro che seguiranno questo idolo verranno segnati dal suo marchio sulla fronte e sulla mano. Sono i tempi in cui i fedeli seguaci dell'agnello verranno sottoposti all'emarginazione, a persecuzioni, a prigionia ed a morte. Sono perciò i tempi della vostra costanza. Nostra Signora nel 1988 ha detto a Don Stefano Gobbi che avremmo avuto davanti un periodo di 10 anni decisivi. In questo periodo di 10 anni si compirà il tempo della grande tribolazione che vi è stata predetta dalla Divina Scrittura prima della seconda venuta di Gesù. In questo periodo di 10 anni si manifesterà il mistero di iniquità preparato dalla diffusione sempre più grande dell'apostasia. In questo periodo di 10 anni si realizzeranno tutti i segreti che io ho rivelato ad alcuni miei figli e si compiranno tutti gli avvenimenti che vi sono stati da me predetti. I tempi qui indicati però si sono dilatati e gli eventi annunciati sono stati rinviati grazie all'intercessione di Maria e con il contributo decisivo delle preghiere dei suoi figli, la quale Vergine Santa in numerosi messaggi provenienti da ogni parte del mondo afferma di essere stata lei in più occasioni a fermare il braccio di suo figlio che vorrebbe castigare il mondo. Tuttavia appare evidente che la realizzazione di questi eventi è ora più che mai prossima. Ci dice infatti la Vergine Santa. La croce luminosa che si distenderà da oriente ad occidente ed apparirà nel cielo sarà il segno del ritorno di Gesù nella gloria. La croce luminosa che apparirà nel cielo alla fine della purificazione e della grande tribolazione sarà la porta che apre il lungo e tenebroso sepolcro in cui giace l'umanità per condurla nel nuovo regno di vita che Gesù porterà col suo glorioso ritorno.